siamo. Buona giornata e ben ritrovati con 7 in punto. Apriamo anche questa mattina la pagina informativa di Telepadova 7 Gold con mezz'ora di approfondimento, 2 ospiti in studio e come accade spesso almeno una volta a settimana in ambito medico come appunto quest'oggi. Diamo il buongiorno innanzitutto ai nostri ospiti, il dottor Maurizio De Luca, buongiorno, direttore chirurgia generale dell'ospedale di Montebelluna e Castelfranco Veneto, e il dottor Alberto Sattori, dirigente medico, chirurghi entrambi, l'occasione appunto per parlare in questo caso di chirurgia di parete, anche perché da poco, è passato appunto poco tempo, da un incontro, un convegno che avete tenuto a Treviso sull'argomento. Sì, il 14 dicembre scorso c'è stato questo convegno che è stato voluto dall'Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani, la COI, che è la nostra, diciamo, principale società italiana di chirurgia, ed è stato un convegno di grosso successo. Abbiamo avuto un feedback molto importante da parte dei colleghi chirurgi, in quanto recentemente questo tipo di chirurgia è molto cambiata. Si sono adottate delle tecniche mini-invasive, nuove, diverse, che consentono non solo di migliorare in termini di ripresa funzionale il paziente, ma anche di agire su quelli che sono dei disastri della parete addominale che solo alcuni anni fa si pensava di non poter mettere mano chirurgicamente. Ora lo riusciamo a farlo, e anche con una metodica mini-invasiva. Il convegno trattava per chirurghi appunto l'aspetto delle complicanze post-operatorie soprattutto, anche se in realtà poi in quest'ambito di trasmissione televisiva cerchiamo appunto di capire anche novità importanti, come abbiamo accennate. Sì, il congresso era dedicato a un argomento un po' strano per il chirurgo, forse un po' dolente, ma forse quello più interessante. Infatti ha consentito la partecipazione di colleghi sia veneti ma anche da tutto il nord Italia, ed era la prevenzione e il trattamento delle complicanze in chirurgia della parete. Noi, attraverso l'aiuto dei vari colleghi che sono sicuramente i maggiori esperti italiani, abbiamo affrontato questo argomento anche in virtù del fatto che forse siamo il reparto che nel nord Italia, diciamo, affronta la chirurgia di parete con una buona esperienza e con tutte le tecniche e metodiche possibili, sia endoscopiche, sia mini-invasive, sia con la chirurgia tradizionale. Possiamo parlare di squadra, quindi voi siete squadra da questo punto di vista da quanto tempo? La nostra squadra, diciamo, c'è, sono contento, da circa 4 anni e mezzo. Naturalmente all'inizio ovviamente non potevamo considerarla tale, successivamente abbiamo riscontrato che intorno ad alcuni valori come l'umanizzazione per quanto riguarda quello etico e la mini-invasività per diversi tipi di patologie, sia nella patologia oncologica, sia nella patologia d'urgenza, sia nella patologia funzionale, quale quella di parete, si è rilevato questo corpo unico, questa squadra. Mi piace il termine che lei ha adoperato perché ci credo, ed è così. Il singolo non riesce ad andare avanti da solo, assolutamente. C'è bisogno di una squadra, di un collettivo forte, unito, compatto. Ecco, parliamo di come fosse una squadra di calcio. Allora, l'allenatore, l'Ancelotti, mettiamo l'Allegri, il primario. Ma come deve essere seguito appunto anche da tutti gli altri medici che compongono appunto e hanno certamente voci importanti in questa squadra? Allora, naturalmente i nostri reparti sono dei reparti di chirurgia generale e chirurgia d'urgenza. Quindi è ovvio che da un lato tutti i medici debbono saper far fronte a delle chirurgie generali di base, ribadisco, sia in ambito elettivo sia in ambito urgente, e posso dirle che nei nostri ospedali purtroppo si vedono anche delle grosse, brutte urgenze, no? Con pazienti che hanno dei danni fisici importanti, e quindi il collettivo deve saper far questo.
Poi è ovvio ci sono delle specificità, per cui alcuni colleghi nostri sono più orientati per la patologia proctologica, altri colleghi per i melanomi della cute, altri colleghi con le ricostruzioni plastiche, altri colleghi sono più orientati per la patologia toracica, altri colleghi sono più orientati per la patologia colorettale o gastrica, sempre però con un approccio mini-invasivo. Quello che noi spingiamo, il minimo comune denominatore, è l'approccio mini-invasivo. A tutti i dottori, dottor Sartori, viene chiesto però in qualche modo di avere un approccio, non dico diverso rispetto a prima, però certamente più tranquillo verso il paziente. E in questo secondo me ci aiuta avere un allenatore che è anche un giocatore. Non è solo l'allenatore fuori campo, sì, ma è proprio un collega che ci aiuta e ci gioca con noi. Effettivamente la medicina, come l'assistenza al paziente, è cambiata negli anni, si è visto e ci viene chiesto di agire in maniera differente. Noi sposiamo quest'idea di umanizzazione, di porre al centro del nostro lavoro il paziente, dandogli del tempo anche solo per un colloquio. È sufficiente alle volte anche solo un colloquio, 2 parole in più con il familiare, ma l'attenzione al paziente, il sacrificio non solo come atto chirurgico ma anche come tempo dedicato, e attenzione, secondo noi è il valore aggiunto della squadra e quello che ci consente poi forse di lavorare insieme con lo stesso fine. Quindi questo, diciamo, è tempo in più certamente che va via, ma al tempo stesso tempo risparmiato per tanti altri aspetti poi, sì, di tensioni anche all'interno. Ci diceva 5-7 anni più o meno il periodo in cui è cambiato, queste tecniche hanno portato questi cambiamenti così importanti? Sì, diciamo che verso la fine del secolo scorso, ritornando alla chirurgia della parete, sì, sì, la chirurgia della parete era sostanzialmente laparotomica, se ci facevano delle incisioni di dimensioni diverse in relazione al tipo di riparazione che si doveva attuare. Già verso la fine del secolo scorso, intorno al 95, 94, 95, è nata la laparoscopia anche per la parete addominale, quindi si è cominciato con delle tecniche di natura laparoscopica, ma queste tecniche si sono successivamente raffinate in quanto, devo dire, inizio 2000-2005 la tecnologia ci ha aiutato, per cui c'è stato un affinamento di queste tecniche laparoscopiche. Ma intorno al 2009-2010 c'è stata un'ulteriore rivoluzione, cioè la tecnologia, e qui ci ha aiutato moltissimo, come per esempio delle strutturatrici tagli e cuci laparoscopiche oppure degli strumenti ad energia che coagulano basi anche più grossi, ci ha consentito poi di risolvere con un approccio mini-invasivo laparoscopico anche i grossi disastri di parete, cioè i grossi laparoceli, gli esiti di ustioni, pazienti in esiti di grosse pancreatiti o di grossi traumi, che prima era assolutamente improponibile attuare con questi approcci. Quindi gli ultimi 5-7 anni sono stati veramente determinanti e rivoluzionari. Traduciamo come durata delle degenze, questa differenza, diciamo, di trattamento da prima appunto a queste innovazioni. Sì, allora, partendo dall'esempio storico, che è molto divertente, soprattutto quando si affrontano magari pazienti che hanno subito interventi in passato di chirurgia della parete, hanno questo ricordo molto dolce e divertente del 7-10 giorni con un sacchetto di sabbia appoggiato nella zona dell'intervento e una degenza lunghissima. Quello che abbiamo cercato e cerchiamo tutt'oggi di fare non è quello di mandare via il paziente, ma integrare un nuovo sistema di trattamento del paziente multidisciplinare attraverso il programma ERAS e ridurre sì la degenza, ma anche ridurre soprattutto i problemi legati a un intervento chirurgico, che è quasi come un grosso incidente dal punto di vista fisiologico per il paziente. L'intervento chirurgico è un grosso incidente e quindi cerchiamo di ridurre al minimo gli effetti negativi di questo grosso incidente che gli causiamo per aiutarlo e per ridurre la degenza. Ultimamente abbiamo, per la gioia della sanità, insomma, veneta, ma non solo, messo a punto un nuovo programma per
ridurre, diciamo, l'impatto dell'intervento di ernioplastica mini-invasiva, consentendo al paziente, pur in anestesia generale, di essere dimesso in giornata e quindi di rientrare nella chirurgia ambulatoriale che viene preferita ovviamente ai sistemi assistenziali odierni. Riduzione assoluta dei tempi. Approfitto dell'accenno al programma ERAS per una specifica maggiore in pratica. Nella squadra, come si diceva, è il dottor Sartori che è il referente, è corretto dire appunto, di questo programma. Di cosa si tratta? Questo è un programma bellissimo. Nasce in Danimarca da un chirurgo danese, il dottor Kelet, che decise di ridurre, di vedere cosa non era necessario in chirurgia, ma cosa era invece solo un dogma e quindi senza un fondamento veramente scientifico. È divertente perché se si guarda le prime pubblicazioni vediamo come questo ERAS in realtà era una fast track, cioè un percorso veloce, ma invece adesso è un percorso per migliorare gli outcome del paziente, cioè i risultati del paziente. Quindi quello che noi cerchiamo è evitare il sondino nasogastrico, i drenaggi, evitare le grosse preparazioni per gli interventi e il tutto, se porta a un ottimo risultato, consente anche una dimissione precoce, ma questo non è il nostro fine. Il nostro fine è che il paziente abbia una degenza e una ripresa migliore possibile, non mandarlo a casa precocemente, perché questa era l'angoscia e non deve essere vissuta così. Non è questo il nostro scopo. Ecco. Anche se appunto una maggiore velocità dà certamente anche una maggiore tranquillità al paziente stesso. Un paziente, si diceva prima per problemi gastrici, che entra, mangia 2 ore prima dell'intervento, poi dopo 3 ore dell'intervento stesso può già mangiare? Sì, con il programma ERAS, che è un programma che vede la cooperazione non solo dei chirurghi, ma dei chirurghi con gli anestesisti, con gli infermieri, con gli ausiliari, e questo è fondamentale, in quanto per ottenere questo sono occorse, nel caso nostro, tante riunioni. Okay? E, si presta molta attenzione anche a quelli che sono i farmaci antinausea, i farmaci che non creano sonnolenza come gli oppiacei, per cui questo consente dopo 3 ore anche di un grosso intervento, un intervento sullo stomaco, un intervento sul colon, di mettere seduto il paziente. Il paziente può fino a 2 ore prima assumere dei liquidi anche di una buona consistenza ma liquidi, così come anche 3 ore dopo l'intervento. L'obiettivo, il dottor Sartori l'ho già accennato, è proprio di avere quindi una migliore qualità della vita da parte del paziente, cioè lui riceve meno impatto chirurgico perché le difese immunitarie restano sempre alte, e di ridurre quelle che sono le complicanze mediche prevalentemente, cioè quelle che sono legate, come dire, alle polmoniti, alle aritmie, alle atelettasie che si possono determinare in un post-operatorio. La multidisciplinarietà in questo caso è fondamentale, diceva, per questi tipi di interventi. La multidisciplinarietà, specie in ambito oncologico, è determinante. Noi abbiamo delle riunioni multidisciplinari che attuiamo costantemente un giorno alla settimana, ma a volte anche 2, dove vede riuniti insieme intorno ad un caso clinico il chirurgo, l'oncologo, il radiologo, l'internista, il gastroenterologo, l'anatomopatologo. Questo ci consente da un lato di vedere un determinato caso clinico in più persone, ci consente di dare una diagnosi più precisa perché condivisa, ci consente di dare rapidità in ultima istanza ci consente, come dire, di avere un aggancio successivo al paziente. Se si decide di portarlo in sala, l'anatomopatologo che è già coinvolto verrà in sala con noi, l'oncologo verrà in sala con noi per quel paziente. Per cui questo poi è un vantaggio determinante, in quanto avere in una sala operatoria l'apporto di un anatomopatologo e di un oncologo posso garantire che dal punto di vista del trattamento del tumore è fondamentale.
Montebelluna e Castelfranco Veneto, circa 30 km, abbraccia un territorio dunque molto vasto e importante. Con quante sale operatorie? Noi siamo fortunati, bisogna dirlo, abbiamo circa dalle 15 alle 17 sale operatorie, quindi un numero molto elevato, perché 17 sale operatorie settimanali sono un numero elevato. Così come è elevata effettivamente anche il numero di pazienti che riusciamo a soddisfare, se così possiamo dire, all'anno, perché ormai siamo arrivati ai 2600 pazienti all'anno e nonostante ciò manteniamo comunque una lista d'attesa che è abbastanza in costante aumento, perché siamo arrivati a 1200 pazienti ormai, quindi diciamo tante sale operatorie, tanti pazienti. In realtà adesso stiamo studiando come aumentare il numero di pazienti nella stessa sala operatoria per lavorare iso-risorse, cosa cara ovviamente alla sanità, e quindi non chiedere nuove risorse, ma utilizzare meglio quello che abbiamo e quindi soddisfare più persone possibili. Ecco. In questo caso la nuova struttura della sanità veneta con il ridotto numero di ULSS può venirvi incontro da questo punto di vista con collaborazioni con altre strutture ospedaliere della provincia? Ma penso proprio di sì, cioè abbiamo avuto delle richieste per spostare una quota di pazienti, una tipologia di pazienti con insomma, patologie magari a minore intensità verso altri ospedali della provincia, proprio per avere la possibilità di smaltire più velocemente le nostre liste d'attesa, perché ovviamente sì, salgono le liste d'attesa, salgono i pazienti e quindi si trovano nuovi sistemi per dare soddisfazione effettivamente. Quindi un cambiamento costante e continuo, insomma. No? Sì, in questo momento appunto con l'unificazione delle ULSS tutto è diventato più fluido, devo dire. Per cui se c'è questa volontà da parte dei medici come dire, di spostarsi nell'ambito di una ULSS allargata, ora diventa più facile. Ecco, questo ci è più facilmente consentito. Voi non siete, voi, inteso come appunto gruppo Montebelluna Castelfranco Veneto, non siete un ELIX, ma avete comunque creato numerose pubblicazioni in questo periodo. Sì, la nostra attività scientifica è importante, ci crediamo molto e ci dedichiamo molto a questa. Per cui da un lato, prima facevamo il discorso dell'umanizzazione, non bisogna perdere il contatto con quelle che sono le società scientifiche sia nazionali sia internazionali, perché una novità, uno studio viene rilevato nell'ambito di queste comunità. E quindi noi siamo membri delle principali società scientifiche, docenti anche di alcune, io sono docente della scuola ACOI SICUB di chirurgia metabolica e bariatrica, Alberto da poco è docente di una delle più importanti società di chirurgia della parete d'Italia. E questo naturalmente ci spinge anche a effettuare pubblicazioni che oggi non sono più come quelle di alcuni anni fa, aggiungo per fortuna, nel senso che occorre che abbiano un rigore importante, pena la non pubblicazione. Quindi abbiamo abbattuto tantissimo i bias che ci sono stati creati in passato. In questi 4 anni e mezzo calcolavamo proprio qualche giorno fa che avevamo 24 lavori su riviste nazionali e internazionali pubblicati e 6 sono in itinere. Ecco, questo è un punto importante, non tanto perché c'è il nome del singolo sul lavoro, ma perché questo ha presupposto uno studio, una cooperazione e una conoscenza. Ecco. Scrivere lavori ti costringe a studiare in sostanza. Importante questo, quindi avere ulteriore tempo a disposizione in giornate da 24 ore, credo comunque, non avete un bonus particolare per... No, decisamente no, ma insomma quando il lavoro diventa anche piacevole, viene visto in modo non come solo un consumo di ore, questo è anche più piacevole, si riesce a fare più facilmente sicuramente. Ma quanto dormite, solo per curiosità? Riuscite a fare quello che consigliate poi ai pazienti di dormire ore sufficienti o ce la fate? Se i bimbi lasciano, riusciamo a dormire sufficientemente. Se le famiglie consentono, dormiamo. L'altro aspetto.
Effettivamente, appunto, parlavamo appunto, dei corsi che avete accennato, quindi delle scuole, siete docenti appunto in due scuole importanti, ma anche di un congresso, quello da cui siamo partiti all'inizio, in quel caso nazionale mi sembra. Voi avete congressi anche aperti o perlomeno insomma, visite ad ospiti anche internazionali. Sì, la cosa bella dell'ospedale di Montebelluna e adesso di Castelfranco Montebelluna, perché ormai cerchiamo di unirci, di essere un unico gruppo, è quello che due ospedali di provincia attraggano chirurghi dall'Italia, ma non solo, ma dagli Stati Uniti. Adesso siamo in attesa di colleghi della Svizzera per imparare e da colleghi dell'Arabia, quindi in realtà la cosa divertente effettivamente è essere docenti anche all'estero per colleghi magari più grandi di noi, sicuramente con notevole esperienza, ma è sicuramente una cosa importante. L'altra cosa che a me piace, questo ci tengo, è che l'altra cosa che noi facciamo è la docenza ai ragazzi giovani, cioè quelli che saranno i futuri medici veneti e non solo, per i cittadini veneti, e cercando di spiegargli cosa è la medicina e quali sono i nostri valori prima di tutto. Quindi... Ragazzi, specifichiamo età e... Specializzandi. Quindi, quello che intendiamo ragazzi giovani sono gli specializzandi già orientati in chirurgia. Orientati per chirurgia. Sì. Naturalmente nei nostri reparti ci sono dei tirocinanti, ogni reparto, quasi tutti i reparti hanno dei tirocinanti, parlo dei reparti di chirurgia, di medicina, di ginecologia e di pronto soccorso, e quindi quelli sono giovanissimi ma non tutti orientati per la chirurgia, ci sono anche dei colleghi ancora non laureati. Ma il dottor Sartori si riferiva a dei corsi che noi abbiamo cominciato ad attuare per residents, vale a dire per specializzandi, dove non c'è l'approccio diretto sul paziente, ma su dei lab test, dei pelvic trainer, che consentono loro di cominciare ad avere dimestichezza con quelli che sono gli approcci laparoscopici avanzati, per poi portarli verso quello che è la chirurgia laparoscopica avanzata sul paziente, e sono dei corsi di 3 o di 4 giorni che stiamo attuando. E ripetuti con che frequenza all'incirca? Allora, diciamo che la singola tipologia di corso viene ripetuta solitamente un paio di volte l'anno, sì. Ma i diversi corsi ne abbiamo per 10-11 l'anno, considerati diversi corsi nell'arco di un anno. Quindi un impegno ulteriore per noi. E infatti non a caso a marzo ci siamo addossati con i corsi, per esempio. Anticipato, c'è infatti il corso una domanda... il giorno prima del congresso di cui stavamo per accennare. Parliamo di entrambi, quindi perché c'è questo corso e poi c'è un congresso invece che ha un altro aspetto molto interessante. Sì, concludiamo il corso, poi il congresso lo lasciamo al dottor De Luca, che è il vero fautore dell'idea effettivamente. Il corso è bello, quello che succederà, perché stiamo lavorando a uno sviluppo, cioè usiamo la tecnologia 3D, le stampanti 3D, per avere dei modelli anatomici tridimensionali su cui i ragazzi possono esercitarsi. Quindi utilizziamo la tecnologia per qualche aiuti nella formazione, e attualmente non c'è niente in Italia che aiuti, se non i laboratori su cadavere, che però hanno costi, impegno, non sono in tutte le città, sono difficili da reperire, mentre il modello anatomico tridimensionale è molto più facile da avere e ci consente di ridurre sicuramente anche in questo caso le spese. E si può dire che sia un po' di futuro che è già qui da noi, tra noi, questo aspetto del 3D, in qualche modo. Questo sì. A me preme precisare una considerazione, che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ad anni alterni siamo tra la seconda e la terza migliore sanità del mondo. Se poi parliamo in maniera specifica del Veneto, della Lombardia o dell'Emilia Romagna, siamo veramente tra i primissimi posti, quindi possiamo considerarci fortunati, più che noi i nostri pazienti. Ecco, questo mi preme dirlo e lo ribadisco. Tengo molto a questo. Per quanto riguarda il congresso, ecco, il congresso che noi organizziamo, questo prossimo in realtà è un convegno che noi organizziamo periodicamente, aperto alla cittadinanza, d'accordo con il sindaco di Montebelluna, e in cui vengono coinvolti i medici di base
i medici di pronto soccorso, gli anestesisti, i chirurghi e i gastroenterologi su un tema molto importante che è quello delle diverticolosi e delle diverticoliti. Che è una patologia molto frequente, una patologia che aumenta, progredisce per le abitudini alimentari diverse che abbiamo ed è una patologia per la quale sono state istituite delle linee guida ma poco chiare e difficilmente adottabili, per cui molto spesso noi rileviamo delle controversie tra le diverse figure sanitarie che si pongono nei confronti di un paziente con la diverticolite, nel senso che è una malattia talmente multiforme che presenta delle prospettive di diagnosi e di cura diverse, ma non sempre inserita in una flowchart ben precisa. Ecco perché abbiamo bisogno, tentiamo di fare il punto della situazione su questo. Ecco, questo è il principio. Abbiamo circa 3 minuti prima dei saluti e tante cose ancora da chiedere, ma noi in particolare capire se abbiamo parlato 5, 7, 10 anni fa com'era e com'è cambiato. Guardando 10 anni invece tra i prossimi 10 anni, cosa dobbiamo aspettarci? Su cosa state lavorando e si sta lavorando? Ma allora, il punto centrale rimarrà sempre l'umanizzazione. Perché l'abbiamo detto, è stato detto, quello rimarrà il cardine sicuramente nel trattamento dei pazienti e quello deve rimanere il cardine. E poi secondo me la cosa che deve essere il futuro è la conoscenza un pochino di alcuni principi, non solo di tecnologia ma anche di economia per i nuovi medici che verranno, che sono ormai dei dirigenti, e quindi conoscere i sistemi HTA per valutare cosa utilizzare e come utilizzarlo al meglio per aiutare insomma una sanità di cui siamo soci anche noi alla fine, non siamo solo i fornitori ma anche i fruitori e anche i soci. A questo punto quindi con sempre più dirigenti, quindi sempre più attenti anche al conteggio, anche se ovviamente poi tutto porta a una sanità migliore, come si è detto. Sì, diciamo che dal punto di vista appunto dell'economia noi dobbiamo fare i conti con un budget annuale che, ribadisco, per quanto riguarda la nostra realtà, è un budget che ci consente di fare tanti pazienti e tanta patologia. Questo è importante precisarlo. Dal punto di vista cosa possiamo aspettarci in ambito oncologico, io premo un attimo sull'ambito oncologico, ovviamente il chirurgo deve essere sempre meno invasivo, sempre più preciso, occorre fare degli interventi sempre più giusti, radicali, con delle linfoadenectomie adeguate, meno sangue, non far abbassare le immunità al paziente. Però ci sono anche gli altri campi che stanno andando avanti, l'oncologia medica sta facendo passi da gigante, la biologia molecolare passi da gigante, per cui ci sarà molto probabilmente alcuni pazienti nuovi che entreranno nella chirurgia mini-invasiva, ma altri pazienti che attualmente vengono operati che probabilmente avranno delle target therapy biologiche, molecolari, chimiche che consentiranno di sottrarsi alla chirurgia. Ecco, questo accadrà sicuramente. Quindi questa è appunto una prospettiva chiara, sì, insomma, sì, sì. abbastanza definita. E dal punto di vista delle vostre docenze, delle vostre scuole, dei vostri studi, questa appunto sarà una parte importante anche nei prossimi anni. Sì, per ora diciamo le grandi società ci vogliono, poi vedremo cosa succederà, se siamo dei cattivi docenti ci ripudieranno, giustamente. Sì, nelle società ci sono dei rinnovi societari ogni biennio, quindi ci sono delle presidenze, dei consigli direttivi e con questi poi noi vengono stabiliti appunto dei docenti. Ecco, quindi, per fortuna dico io, nel senso che se in un biennio tu non sei stato un buon docente non verrai riproposto, quindi meglio che sia così per quanto mi riguarda. Insomma. Questa mattina dunque abbiamo parlato, abbiamo ascoltato bene come si lavora soprattutto tra gli ospedali di Montebelluna e Castelfranco Veneto. Abbiamo avuto ospiti il primario, il direttore di chirurgia generale Maurizio De Luca e il dottor Roberto Sartori, dirigente medico appunto del stesso ambiente. Grazie a voi per essere stati con noi in questa mattinata e per tutte le informazioni che ci avete dato. Grazie a voi, buona giornata. Una buona giornata. E buona giornata anche a voi. 7 in punto torna come di consueto domattina, in prima mattina. Ricordate sempre online nel nostro sito settegold-padova.it
7in.tv, la galleria di tutti gli ospiti di 7 in punto, dove appunto ritrovare questa e altre interviste raccolte. Di nuovo buona giornata.